L'abbraccio carico di stima e affetto commuove e rompe la solennità del momento. Il passaggio del sigillo tra il rettore Rosario Rizzuto e la neoeletta rettrice Daniela Mapelli è un momento di grande emozione che segna una svolta epocale per l'Ateneo Patavino, che compie 800 anni e per la prima volta vede una donna ricoprire questa carica. Il rito dello scambio del manto sancisce l'inizio del mandato della nuova guida dell'università, che dopo Bologna è la più antica d'Italia. Una storia centenaria che guarda al futuro, all'innovazione e alla ricerca, tradizione e modernità celebrate nell'Aula Magna, che vide Galileo tra i suoi illustri docenti e la prima donna laureata nel 1678. Alla presenza dei rettori di Napoli, Bologna, la Sorbona e Tolosa, il passaggio di consegne tra il rettore Rizzuto e la rettrice Mapelli è stato anche l'inizio delle celebrazioni degli 800 anni dell'Ateneo. Università che dopo la pandemia torna in presenza, un'università che in questi ultimi 6 anni ha realizzato il polo umanistico di via Beato Pellegrino e si prepara a iniziare i lavori del polo delle scienze sociali, che riqualificherà la caserma Piave e quelli del nuovo ospedale. Si commuove Rosario Rizzuto nel suo discorso d'addio. Devo dire che mi è venuto un po' un groppo in gola quando ho voluto dirgli quale onore è stato rappresentarli per 6 anni e lanciare delle idee, lanciare dei progetti che, come avete visto, sono stati realizzati tutti, quindi e questo, ripeto, è merito dell'università. Un lungo applauso l'accompagna verso il ritorno all'insegnamento. Adesso torna il mestiere di scienziato.